Assessore, fondi comunitari abbiamo completamente rispettato la previsione. Anzi, l'abbiamo superata di oltre 6 milioni. Come tradizione della Regione Veneto, i fondi comunitari vengono spesi sempre bene e anche appunto raggiungendo i target e gli obiettivi prefissati da normative comunitarie e nazionali. Quindi abbiamo ampiamente superato la cifra, a dimostrazione che appunto comunque la corretta allocazione di risorse e la rendicontazione delle spese avviene in maniera puntuale e precisa, come sempre appunto capita in Regione Veneto. Risorse utilizzate anche per iniziative importanti. Sì, spazi da tutti i campi, sia dall'aiuto alle imprese, importantissimo in questo momento, al dissesto idraulico, all'agenda digitale, ai trasporti, quindi veramente i fondi FESR hanno coperto e spaziato su temi assolutamente importanti e pregnanti in questo momento per il nostro territorio. E per i prossimi 7 anni si prospetta una situazione ancora più interessante. Sì, perché abbiamo contrattato bene rispetto ai 480 milioni della scorsa programmazione, ne abbiamo oltre 600 nei prossimi 7 anni, quindi abbiamo risorse aggiuntive che come Regione Veneto e come poche altre regioni siamo riusciti a strappare. Qualcun altro è andato col segno negativo proprio perché abbiamo inserito parametri premianti per la nostra realtà e anche portando risultati e qualità di spesa che forse altri non riescono ad avere. Dalle buone notizie alle dolenti note, la situazione delle province. Purtroppo la legge del Rio, come abbiamo sempre detto, è una legge fatta male, l'applicazione si sta dimostrando assolutamente inefficace o farraginosa, interviene anche la legge di stabilità con norme che interferiscono sulla del Rio, quindi veramente una gran confusione. Noi abbiamo ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla legge, quindi ieri in giunta abbiamo depositato un disegno di legge che andrà a rivedere funzioni e competenze non fondamentali delle province. Il problema grosso riguarda il personale che secondo legge di stabilità è considerato in esubero per il 50% delle risorse umane presenti attualmente nelle province. Noi seguiremo questo percorso passo passo, cercheremo di evitare problemi ai cittadini del Veneto nei servizi che questo personale pubblico erogava negli ultimi anni, però la partita non è di semplice lettura proprio perché ci sono leggi fatte male, leggi che interferiscono, situazioni anche economico-finanziarie che vedono le province essere oggetto di un prelievo forzoso da parte del governo di risorse proprie, quindi veramente una gran confusione. Speriamo nelle prossime settimane anche di riuscire a capire sia sui tavoli nazionali ma anche su quello a livello regionale, l'osservatorio regionale per l'applicazione della 56, quello che effettivamente dovremmo mettere in moto per evitare appunto problemi ai cittadini. Sulle province, sui dipendenti il governo parlava di un parziale riassorbimento da parte della regione, dei comuni e degli altri enti pubblici. Questo meccanismo si metterà in moto? Elegantemente io lo definisco uno scaricabarile. Cioè non può una legge nazionale che prevede funzioni e competenze per un ente che qualcuno diceva soppresso e che invece c'è ancora la provincia, non può una legge nazionale scaricare il problema su regioni e su comuni e solo in terza battuta eventualmente sullo Stato. È veramente un modo rocambolesco di fare riforme istituzionali, è un modo vergognoso di trattare persone e anche i servizi che queste persone danno ai cittadini. Noi faremo ricorso sicuramente alla Corte Costituzionale perché qui è mancato il principio di leale collaborazione e soprattutto si va a ledere una situazione di professionalità e di risorse umane che in Regione Veneto sono secondo me a buon livello, se non ottimo livello. Soprattutto andrà a creare problemi a chi questi servizi andava a erogarli e mi riferisco soprattutto a realtà che riguardano la viabilità provinciale, la gestione delle scuole secondarie superiori, alla anche gestione dell'ambiente del territorio. Quindi qua è una riforma fatta male, gestita peggio, che mi auguro, spero, riusciremo come Regione Veneto almeno a mettere un cerotto per evitare problemi ai cittadini.